I conflitti più grossi sono proprio fra il cliente e la banca e l'intermediario che emette titoli, che subentra nei diritti, negli obblighi della banca che ha incorporato, non si sente responsabile di quella collocazione, di quegli investimenti, fa muro. E questo muro lo porta avanti per degli anni, perché se fosse o si presentasse debole sul punto, avrebbe la fila degli azionisti pronti ad essere risarciti. Quando vengono condannate a rimborsare, sono normalmente inadempienti, perché in quel contesto non hanno interesse a fare l'accordo, loro hanno interesse a far sì che passi del tempo. Maturi una prescrizione. Naturalmente chi resiste il risultato ce l'ha.